Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2. O sposalizzi Cana. 3 giorni dopo si facevano sposalizzi in città di Cana, a Galilea, e fu imitata pure la mamma e Gesù, a chi lo festine, e fu imitata pure Gesù, con tutte le discepoli suoi. Ma antrasatta, rindò meglio la festa, venette a manco vino, e a mamma e Gesù le ricette, non tenene più vino. E Gesù le rispondette, ma perché mi dici queste cose, donna? Non lo sai che non è arrivato ancora l'ora per me? Ma mamma sua chiamai tutte quelle che stavano servendo a tavola e ricette a loro. Facite tutto quello che essa vi diceva. In due giardini lo sposo, ci stavano 6 giarre e prete, che servevano per pulizzare in mano e piere imitate, prima che si mettessero a tavola per mangiare. Ognuna di quelle giarre poteva contenere 2 o 3 barili d'acqua, quando era piena. Regnite acqua che sti giarre, ricette allora Gesù. Tutte quelle serve regnettene e acqua e che le giarre zina lo fasci fuori. Mo, pigliate una ricciuola, regnitele e facitela assaggiare. O maste tavola, ricette allora Gesù. E loro subito facettero come aveva detto Gesù Cristo. O maste tavola, come assaggiare quell'acqua, che era diventata vino, e non sapevano dove l'avevano pigliata, o sapevano buono invece che gli serve a dove avevano pigliata quell'acqua. Chiamai subito lo sposo e ricette. Ma come? Tutta la gente mette in coppa a tavola prima vino buono e poi quando è imitato so già un poco imbriaca fanno passare vino più legge. Tu invece hai stipato vino buono insieme a mo. A così Gesù facette prima miracolo a Cana e Galilea e facette conoscere tutta la roglia sua innanzi a tutta quella gente e tutti i discepoli suoi a quel momento cominciarono a credere in essa. Dopo questo fatto Gesù scendette a Cafarnao, insieme a mamma sua e i discepoli suoi, e rimanettero là solo per qualche giorno. A purificazione dello Tempio. Si avvicinava la festa di Pasqua, la festa dei Giudei, e Gesù saiette che i discepoli suoi rinda la città di Gerusalemme. E trovai là, rinda la casa di Dio, quelli che vendevano buoi, pecore e palume, e quelli che cagnavano i denari, assettati vicino ai bancarelli loro. Gesù non ci verette più. Facette subito una sferza funicella e cacciai fuori tutta quella gente a rinda a casa dello Signore. Con tutte le pecore, voi che tenevano, buttai per terra tutte quelle monete che che cagnavano i denari e putegai per terra tutte le bancarelle loro. E a tutte quelle che vendevano i palumi ricette, lavate ampressa a tutte queste schifezze, non facete diventare a casa rubata mia, un mercato di mariuola. E i discepoli suoi si ricordarono che in le scritture non ci stava scritto la pietra a casa d'oi mi consuma il cuore. Stesso danno tutte capro popolo del Giudea e certi prevedi si accustarono a Gesù e le ricettano. Con quale potere tu fai tutte queste cose? Non vogliamo avere un segno a te. E Gesù ricetta allora. Ci manda là da questo tempio e io, rinda a 3 giorni, o farà già risorgere una volta. E tutti quelli giudei le ricettano. Ma come? Per costruire questo tempio ci sono voluto 46 anni. E come fai tu ora a fravagare in 3 giorni? Non arrivai a capire che a Gesù parlava d'anno, lo tempio era il corpo suo. E solo quando il Signore ha risuscitato in il regno dei morti, i discepoli suoi si ricordarono che si parola e credettero rinde parole delle scritture e rinde parole sue. Soggiorno a Gerusalemme. Per tutto quel tempo che Gesù si fermava in la città di Gerusalemme, per la festa di Pasqua, parecchi giudei credettero in essa, vedendo tutti i miracoli che Gesù aveva fatto in quella città. Gesù invece non si confidava con loro, perché teneva scanagliate il cuore tutta quella gente e sapeva buono tutto quello che potevano pensare in tuo cuore loro. A essa non le serveva spianata per sapere uno come pensasse, perché sapeva buono tutto quello che stava in tuo cuore e nome.